Bentornati a un nuovo aggiornamento meteo. Temporali forti ad inizio settimana hanno agito su gran parte del nord-est e sulle regioni adriatiche, con supercelle che si sono formate soprattutto sulle pianure venete, specie nel comparto centro-occidentale, gran parte anche delle pianure lombarde e in Emilia-Romagna, dove si è verificato anche una supercella con un tornado. Ma comunque l'allontanamento di questa depressione andrà velocemente verso est, pur avendo avuto un calo delle temperature all'inizio settimana, con valori che si sono portati leggermente sotto la media, ma che nel corso dei prossimi giorni, da mercoledì, ritorneranno in media col periodo, con valori che torneranno a salire notevolmente, picchi fino a 25-26 gradi sulla Val Padana tra venerdì e sabato, le giornate più calde a causa di una rimonta dell'anticiclone africano che porterà un'ondata di caldo notevole sulla Spagna, dove sono previsti picchi di 35 gradi. Come notiamo dalla grafica, la stabilità e la nuvolosità sarà veramente poca fino alla giornata di venerdì. Poi dal weekend, da sabato 29 fino al 1° di maggio, avremo l'inserimento di correnti molto umide e instabili da nord che porteranno a una nuova fase di maltempo, soprattutto il 1° maggio. Notiamo infatti, dopo giornate stabili e soleggiate, a partire dalla giornata di sabato nuvolosità in aumento, poi domenica notevole instabilità con temporali e forti grandinate che si verificheranno su gran parte del nord fino alla giornata di lunedì. Tendenza da confermare, temperature che torneranno leggermente sotto la media, ma vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti meteo.